Oggi la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali ha posto in evidenza alcuni punti che poi serviranno per scrivere il decreto del governo su questo proseguo di una gestione che è evidentemente molto complessa, che riguarda una influenza da virus che sta avendo un impatto prima che sanitario economico, ed è questo il senso di avere convocato con tempestività la commissione che raggruppa le parti sociali, perché l'impatto economico ha due aspetti: uno immediato, quello sul turismo. Il turismo sappiamo già quantificare ad oggi, ad horas, direi che si tratta di una portata veramente grave, significativa non solo nei grandi centri, Venezia su tutte. Venezia non si era ancora ripresa dall'acqua granda e deve fare i conti con un messaggio che è nel mondo, un messaggio sbagliato peraltro, perché qui siamo tutt'altro che messi sotto assedio. Dall'altra però va anche su tutto un territorio che non ha solo imprese del turismo in senso stretto, c'è il mondo dell'agricoltura e dell'agriturismo, c'è il mondo dei servizi, delle agenzie, della logistica collegata. C'è un mondo che riguarda il tema di operatori che non sono coperti da ammortizzatori sociali, pensiamo a tutto il settore della cultura per esempio, che era escluso, non ne avevamo mai avuto bisogno. Dall'altra invece c'è una lungo termine che riguarda in particolare le nostre imprese manifatturiere. Le imprese venete esportano, ma se questo export è impedito da due fattori: la mobilità delle persone e delle merci, anche qui con condizionamenti del tutto sbagliati, destituiti da ogni fondamento, perché è irrazionale dire non puoi venire a mettermi l'impianto in un paese del mondo perché provieni dal Veneto. Non ha alcun senso questa cosa, così come l'entrata sul nostro territorio di già eventi o comunque imprese che dovevano ricevere i clienti, che oggi si sentono dire ma vediamo, aspettiamo. Questo sta avendo e avrà un impatto pesantissimo. Tre aspetti sono quelli appunto del manifatturiero di lunga durata. Il primo: ci sono approvvigionamenti che non arrivano dalla Cina e ci rendiamo conto oggi di quanto sia dipendente il mercato europeo da quello cinese. La seconda è quella della mobilità delle persone, con eventi significativi come fiere in patria e all'estero che sono state rinviate, di settori strategici per l'Italia, salone del mobile, quello della occhialeria, solo per citare gli ultimi due, e quindi abbiamo bisogno di invertire la rotta. Questa Commissione ha deciso di intervenire con un ordine del giorno che parla di ammortizzatori sociali, in deroga in particolare, cioè per tutti i settori che non sono coperti. Scoperta è certamente il turismo, scoperte sono le piccole realtà e oggi nuove figure, la partita IVA, gli stessi studi professionali che sono collegati al mondo del manifatturiero. La seconda è che vanno scritte regole semplificate, immaginando la deroga non solo nella gestione degli ammortizzatori, lasciando alle regioni gli accordi, perché noi abbiamo un plafond, oggi abbiamo 50 milioni di euro che residuano dai vecchi ammortizzatori sociali in deroga che vorremmo utilizzare immediatamente, ma gli accordi tra le parti decideranno anche chi, come devono essere gestiti, con grande senso di responsabilità, perché noi in Veneto abbiamo risparmiato negli scorsi ammortizzatori proprio perché li abbiamo gestiti con grande oculatezza. E poi, insieme alla semplificazione, abbiamo bisogno di dire al governo che deve essere tempestivo e deve dare messaggi anche nei confronti dell'estero. Una regione come la nostra, se si ferma tutta l'Italia. Se Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna bloccano le proprie produzioni perché non hanno commesse, perché la situazione è difficile, perché non vengono aiutate, non ce n'è per nessuno purtroppo.